Buongiorno carissimi Orgufans, come state? Tutti bene? Oh, quanto mi siete mancati! Ma dove eravate? Lo so, io sono uscita e ho ritardato. Per adesso sono qua, dobbiamo fare il pesce arrosto con le patate bollite, che buono! Pesce muggine, cefalogramma, il muginazzo che è molto buono, mugine di ristoro del ponte di Cavra, Piscemontisi, molto buono. Chi non lo conosce deve imparare a conoscere, che è buonissimo, da dove fanno la bottanica. Comunque, bando alle ciance, andiamo a accendere il fuoco perché dobbiamo fare il pesce arrosto. Perché il pesce è per voi, ma me lo mangio io. Va bene? Zuppa di verdura con le cipolle cotte, come lo faceva Lalla. L'aglio e le zucchine, che buone che sono, come lo faceva Lalla. Il cottichino cotto macinato fino fino, come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzato ormai col figlio di Pino, si è agganciata e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pino, si è agganciata e resta lì. Si è agganciata e resta lì. E boh! Ma l'avete mai mangiato il mugine arrosto di Oristano? Per la festa del rimedio lo facevano quando non c'era il lockdown. Quest'anno speriamo che lo facciano. Intanto io lo faccio in casa e vi faccio vedere come si fa. Avviciniamoci per il fuoco. Allora, attenzione, è molto semplice. È molto semplice quando accende il fuoco, se non accende poi non... Molte volte non accende perché capita che c'è l'accendino che è scarico. Eccolo qua. Abbiamo acceso la carta. La carta canta. Guardate, sta accendendo. Come vedete il fuoco in questo momento è acceso. Adesso gli mettiamo ancora un altro po' di legno. Eccola qua. Questa legna serve adesso perché dobbiamo mettere immediatamente la graticola, perché deve bruciare la graticola, capito? Mica finisce qua. Adesso la graticola si riscalda, si brucia bene perché c'ha un po' di, come si può dire, un po' di ossido. Allora brucia, poi gli passo un po' di erba sopra, erba della campagna, l'erba della campagna che gli va via tutta l'impuria, e allora viene appoggiato il pesce. Il pesce io lo appoggio con le squame. Perché con le squame? Perché così non si attacca alla graticola. Perché se voi gli levate le squame e poi lo mettete per arrostire, si attacca tutto alla graticola. Però se volete levare le squame, potete fare che levate le squame e poi gli mettete della farina, capito? E la farina non lo fa appiccicare la graticola. Però diciamo che le squame è una protezione molto più forte, che praticamente gli fa da scatola e cucina tutto quanto bene senza bruciarsi la parte che devi mangiare. D'accordo? Adesso lasciamo abbassare la fiamma. Quando la fiamma è abbassata, allora andiamo a mettere il pesce. Intanto vi faccio vedere che io sto preparando già le patate bollite dall'altra parte. Andiamo. Venite con me. Ladri turisti, non andate da piloti.
che vi danno da mangiare cose guaste. Queste sono tutte cose fresche. Le patate, l'acqua sta bollendo, le patate sono già dentro. Guardate, vedete come bollisce? Lasciamo cuocere le patate. Adesso aspettiamo che la fiamma si abbassi un pochettino, dopodiché andiamo a mettere il pesce arrosto. Come state, Urgo Fans? Tutti bene? Vi vedo che siete rigiovaniti. Mi raccomando, ricordatevi di mandarmi le vostre ricette, quelle che inventate a casa, non quelle che sono già fatte da altri. Inventatele. Il mugine con le patate arrosto oppure bollite è buonissimo. Grazie per i saluti che state mandando, grazie. Che belline le stelline, gli abbraccini, i bacini, le faccine, i sorrisini, i cuoricini, le lampadinice, tutte queste cose qua. Allora, lasciamo cuocere le patate e andiamo a vedere il fuoco a che punto è. Venite con me. Allora, la fiamma è tutto a posto, ancora si deve abbassare il fuoco. Adesso tiriamo giù le patate perché sono già pronte. Eccolo qua. Le nostre patate sarde. Sarde vuol dire che sono della Sardegna, per chi non lo sapesse. Eccolo qua. Fatto. Adesso le lasciamo raffreddare perché sono troppo bollenti per pelarle adesso. Aspettiamo poco poco. Aspettiamo, intanto andiamo a vedere il fuoco. Venite con me a vedere il fuoco. Andiamo. Vedete? La scoppetta l'ho inventata io. Guardate, è una palma. Gli ho messo il manico. Un giorno vi faccio vedere come si fa. Ci vuole un po' di tempo, ma proprio un po', proprio anche meno. Ci vuole proprio un minuto per farlo. Vedete? La scoppetta, che questa serve, appena la fiamma si abbassa, serve per passarla sopra così, per lega via tutte le impurità, per poter appoggiare il pesce, capito? Sto abbassando il fuoco intanto, vedete? Ecco qua, la fiamma sta abbassando. Vedete? Qualcuno avrà pensato, questo attrezzo l'ha fatto un signore che abita qua, se l'ha inventato, era una specie di carrellino con le ruote buttato e lui l'ha riciclato, gli ha messo una lamiera e poi la graticola sopra e così è venuto fuori questo arrostitore di campagna. Naturalmente quando si fa il fuoco in campagna bisogna stare molto attenti che non ci siano fonti che possano prendere altro fuoco per fare danni, capito? Infatti qui siamo al riparo di tutto, vedete? La scoperta, la vedete? È stata una bella scoperta. Eccolo qua. E allora tutti bene, Urgo Fans? Allora, adesso andiamo a pelare le patate mentre si abbassa il fuoco. Venite con me, andiamo? Ecco, noi adesso andiamo a sbucciare le patate. Andiamo, noi. Io vado a sbucciare le patate andando. Eccola qua. Ecco, la prima è bucciata. Ecco, semplicissimo. Non è che avete bisogno di imparare queste cose perché le sapete fare, giusto? Allora, mi hanno chiesto la carpa alla persiana. La carpa alla persiana non la facevo. Oggi c'è il mugine che non è alla persiana perché il mugine è perché me lo devo mangiare. Invece la carpa alla persiana va a finire, non si sa dove va a finire. Capito? Avete capito, ragazzi e ragazze? Come state? Mi raccomando, fate delle ricette buone, cose che vi piacciono da mangiare,
cose semplici fatte in casa, cose di questo mondo, non con roba dell'altro mondo, capito? Vedete la velocità che ci vuole per pulire le patate? È un attimo. Guarda che roba. Allora, il primo ingrediente è pronto. Si tagliano la grandezza che si vogliono tagliare. È una cosa velocissima, guardate, vedete? È una cosa che possono fare anche non solo le donne, ma anche gli uomini, dare una mano in casa nel momento, anche è un divertimento, guardate, vedete? Le patate sono pronte, le patate cotte al forno, sotterrate oppure lessate, le patate a pasta bianca sono per i più delicati. Ecco qua. Un pochino di olio sopra, di quello buono. Poi il sale a piacere. Il sale a piacere. Avete capito? Allora, il sale a piacere, ricordatevi, non dovete mai approfittare del sale perché può far male. Ecco qua, ne mettiamo un pochettino, così. E il tocco finale, anziché mettere l'aceto, il limone! Il limone! Guardate, il limone, così. E poi si dà una girata, una bella giratina così, e sotto c'è l'olio, vedete? E adesso andiamo a preoccuparci del pesce, che lo mettiamo ad arrostire. Venite con me. Come vedete il fuoco adesso, la fiamma si è abbassata. Io finisco di pulire la graticola così perché ormai è pulita con la scopetta inventata. E poi vi devo far vedere come si fa, Allora, e il mugine noi lo mettiamo sul fuoco, così. Guardatelo bene, lo vedete? Questo fuoco lento lento non farà altro che cucinarlo bene. Vedete? Adesso lui dorme. Gli ho già levato le branchie, perché le branchie vanno levate, basta sollevare le branchie e dentro tutto quello che c'è sotto le branchie va tolto. E ricordatevi quando lo state comprando di guardare che le branchie siano rosse, perché se sono giallognole dovete buttarle e dirgli al pescivendolo di mangiarselo lui, capito? Quindi le branchie devono essere rosse. Allora aspettiamo che il pesce cucini. Facciamo silenzio perché sennò si sveglia. Va bene? Abbiamo dato una girata, vedete? Carino. Sta già prendendo le sue forme. Un po' di fiamma l'ho messa a fianco che gli dà calore. Non deve mai andare sopra il pesce, la fiamma. Dormi, dormi, pesciolino, dormi, dormi, non cantare, che poi ti devo mangiare. Dormi, dormi, pesciolino, cuoci, cuoci, molto, molto, metto il sale, le patate, e me lo mangio, e boh.
Intanto devo ringraziare tutti quelli che vanno a vedermi nel canale. Quanti siete? E i commenti, quanto mi piacciono i commenti che fate. Senza fare illusioni però, Sì, lo so che quando ero giovane era molto carina, però anche adesso non è che sono da buttare via, Va bene? Il pesce sta dormendo, si sta svegliando piano piano nella rostittura. Micia, non toccare il pesce, eh? Ti l'ha fatto... Bah? Adesso con il sale possiamo anche abbondare perché tanto non gli va dentro, vedete? Si mette sopra così e non gli va dentro. Perché poi la squama viene tolta, viene levata perché si stacca completamente dal corpo con il sale, mettendo il sale così. Vedete? È quasi pronto. Ho fatto... Allora siamo pronti. Andiamo a prenderlo e lo portiamo subito nel suo posto. Eccolo qua. Signore e signori, il dado è tratto. Il dado è pronto. Siamo pronti? Andiamo a tavola! Venite con me. Zuppa di verdura con le cipolle cotte come lo faceva Lalla. L'aglio e le zucchine che buone che sono come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi. Si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. E boh! Allora, siamo pronti per mangiare il pesce, ma avete visto che roba? Guardate, avvicinatevi che vedete come in un attimo l'ho toccato e gli è venuto, ha avuto vergogna e si è levato le squame di dosso. Guardate, guardate che cosa. E gli metto un po' di sale, così, un pochettino, non molto, perché questo scende poco, va benissimo. Adesso io vado ad assaggiare subito perché così mi vedete, guardate come è cucinato bene, guardate. Guardate come stacca bene, guardate. Stacca completamente dalla risca. No, io non parlo più. Eccezionale. Una cosa incredibile. Non ve ne parlo. È incredibile il gusto di questa. Guardate che roba, guardate. Le patate e tutta una musica, un insieme di musica, un po'.
po' di limone, un po' di cannonau, è tutto un legame incredibile. Guardate che cosa bella, guardate, guardate l'incredibilità, guardate, buonissimo. Ciao, non parlo più. Ciao. Ciao a tutti. Grazie dell'attenzione, grazie dei salutini. Salutatemi tutte le amiche vostre, gli amici. Un abbraccio a quelli che sono fuori dall'Italia, lontani. Venite presto, vi aspettiamo. Ciao. Ciao.